Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi partitone infinito. È vero, in questo canale diverse volte Nakamura ha preso mazzate alla cieca, ma in questa partita vedremo la sua miglior partita giocata nel 2010 ai bianchi Gelfand e ai neri Nakamura. Andiamo a vedere come va la partita. D4, cavallo F6, C4, G6, ok, probabilmente il nero giocherà una difesa est indiana, in inglese King's Indian, e quando provi a dire a qualche inglese est indiana ti guardano, che cosa stai dicendo, che difesa è? Va bene, e probabilmente si giocherà D6 o a meno che non si voglia giocare un sistema con D5, cavallo C3, alfiere G7 e 4 D6. Ok, sarà una est indiana, il cavallo andrà su D7, poi si spingerà E5, cavallo F3. La migliore in assoluto considerato, uno dei sistemi migliori da giocare e più solidi è quello con F3. Sembra una mossa strana, ma è molto carina, molto versatile per il bianco. Cavallo F3, arrocco corto, l'alfiere del bianco bisogna svilupparlo, ovviamente in D3 non servirebbe a nulla perché non ha diagonali buone e sarebbe anche in intralcio sul pedone in D4, dunque alfiere in E2. Fin qui tutto tranquillo, fa tutto parte della teoria E5. Ora potresti domandarti, ma E5 però c'è un pedone in presa, perché cambio, è vero, è un pedone in presa, ma è uno di quei pedoni in presa come nel gambetto di donna, cioè non è realmente catturabile quel pedone, e infatti la miglior mossa considerata ora per il bianco è arrocco corto. Perché non si può catturare quel pedone? Poiché, per esempio, dopo questa, le regine si guardano, cambio di donne, il cavallo finalmente può catturare questo pedone, ma ora in che modo ci riprendiamo subito il pedone? Con cavallo in E4. Ci siamo ripresi il pedone e abbiamo liberato il nostro alfiere che adesso fa pressione, non pressione, proprio punta su questo cavallo. Quindi eccolo che il pedone è stato preso, anzi abbiamo anche liberato il gioco al nero, quindi non è cosa buona e giusta catturare. Arco corto è la mossa migliore e adesso cavallo C6. Alcuni mettono subito il cavallo in D7, altri invece preferiscono metterlo in C6 poiché da C6 aiuta a fare pressione sul centro e il che costringe un pochettino al nero a prendere una decisione, o quella di catturare o la più famosa e più comune D5. A seguito di questa spinta il cavallo può andare in diverse direzioni. Può ritornare a casa, e questo lo vediamo giocare spesso anche nella Ruy Lopez, ora c'è un nome con la difesa, non mi ricordo, e quindi il cavallo poi viene riposizionato in D7. C'è anche la possibilità di fare andare il cavallo in A6, che sembra una mossa assurda, ma è una possibilità, oppure cavallo E7. Cavallo E7, il centro è bloccato e, come abbiamo detto già più volte, sarà proprio la struttura pedonale che indicherà ai giocatori dove giocare. Adesso, non appena il bianco spingerà su C5, avremo anche la direzione di attacco per il bianco. Nella difesa est indiana, che è una dei capisaldi che bisogna assolutamente conoscere insieme appunto alla Ruy Lopez, difesa siciliana, insomma sono quegli impianti dove di teoria si arriva solo fino alla 30ª mossa, tranquillamente i gran maestri arrivano fino alla 30ª mossa. Qui è tutta teoria, cioè non c'è nulla di nuovo, nulla di particolare. Adesso parte l'attacco del nero di Nakamura sull'ala di re. Prima di fare questo il bianco gioca cavallo che può andare o in E1 o anche in D2. L'idea qual è? L'idea è di liberare la possibilità di giocare F3 dopo che il nero avrà giocato F5, questo pedone sarà tranquillamente controllato dal pedone in F, e questo cavallo a seguito di B4 e C5 potrà prendersi la preziosa casa C4, dove da C4 fa pressione sui pedoni centrali del nero. Quindi tutto teorico. Ora bisogna togliere questo cavallo, si può mettere sia in D7 che in E8. Perché bisogna togliere questo cavallo? Per iniziare l'attacco sull'ala di re.
con spingere i pedoni. Una delle risposte più veloci in assoluto del bianco è B4. B4 con l'idea di spingere C5 e poi bisogna continuare a premere. Cavallo C4, alfiere 3, proprio per fare pressione il più possibile su questi pedoni centrali e cercare di creare un crash in questa potentissima catena di pedoni. Il nero in tutto ciò che deve fare deve altamente fregarsene, sbattersene e iniziare a spingere i propri pedoni contro il re avversario. F5. Ok, si può giocare subito F3 oppure C5. Su questa mossa cavallo F6, questo cavallo ritorna in gioco e inizia anche lui a dare una mano al centro e a questo punto F3 è abbastanza inevitabile. Ecco che si è venuta a creare una formazione di pedoni interessante. F4. Bene. Adesso i piani di gioco sono abbastanza delineati, il nero continuerà a spingere i propri pedoni G ed H e il bianco cercherà di continuare a sua volta a spingere i pedoni sull'ala di donna per cercare di creare complicazioni, ma soprattutto per cercare di rompere alla base questa forte struttura di pedoni. Per esempio, mi viene in mente, se un pedone dovesse arrivare in B6, sicuramente questa catena inizia a crollare e poi una volta che non ci sarà più il punto di sostegno in C7, il punto D6 diventerà un punto debole e allora alfiere, cavallo, eccetera, tutto quello che volete qui sopra. Cavallo C4 gioca il bianco, la miglior posizione in assoluto per questo cavallo, G5. Fin qui siamo ancora in piena teoria, siamo alla 13ª mossa e i giocatori stanno praticamente giocando blitz. A4. A4 si può decidere di giocarla subito perché siccome il bianco vuole giocare alfiere A3, ops, che bella freccia, che bella diagonale. Dice, ok, se gioco alfiere A3 subito, questo pedone non ha più uno scopo, quindi gioco A4, poi alfiere A3, meglio così. Cavallo G6, anche questo cavallo trova una migliore collocazione, il cavallo potrà andare in H4, dopo che ovviamente sono già stati spinti tutti i pedoni, e potrà dare una mano in attacco. Alfiere A3, ancora una volta tutte mosse assolutamente tranquille. A questo punto viene giocata una sorpresa, torre F7. L'idea è di togliere ovviamente la torre dall'attacco a raggi X dell'alfiere ed eventualmente avere come risorsa alfiere F8 che dà una mano e dà uno sguardo anche alla difesa. Il bianco gioca B5. L'idea è quella di continuare la propria avanzata e adesso abbastanza obbligata questa. Perché abbastanza obbligata? Non poteva, per esempio, non poteva giocare alfiere F8, poiché su alfiere F8 sarebbe seguita B6, il cavallo sarebbe andato in B5 e veramente l'attacco sul punto D6 sarebbe stato veramente micidiale. Quindi Nakamura gioca la mossa migliore, che in questo caso corrisponde con la cattura. Ok, ora avrei detto, ma Nakamura ha rotto intenzionalmente la propria catena di pedoni, perché qui adesso c'è un buco, adesso il bianco può spingere. Ok, sì, tutto vero questo, tutto assolutamente vero, ma questa è la migliore posizione con cui poteva ritrovarsi il nero. Adesso tocca al nero, che ancora una volta deve abbastanza fregarsene di quello che succede sull'ala di donna e spingere H5. Ora, qui ho evidenziato in verde questo alfiere, qualcuno dice questo alfiere è potentissimo, in realtà questo alfiere, se un alfiere va su una diagonale vuota, è potente fino a un certo punto, il nero non ha intenzione di andare sulle case scure, quindi va benissimo. A5 ancora continua l'avanzata, il bianco progetta una spinta come B6, G4 continua l'avanzata del nero, attenzione, il nero deve stare molto attento a come gioca, perché se il bianco riesce a fissare qui i pedoni, a farli incastrare in tipo Tetris, è un problema. B6 e a questo punto G3. Ora che cosa giocheresti se fossi il bianco? Qui Gelfand gioca re in H1. Una mossa più
spontanea come H3 che chiude tutto e quindi dopo H4 il re del bianco si può ritenere salvo. In realtà una mossa come H3 dà la possibilità, ovviamente poi è tutta da giocare, questo sacrificio, alfiere per H3 e dopo la cattura e dopo donna C8 per minacciare questo pedone, il bianco, l'unico modo per evitare la cattura è quello di andare al sostegno di questo pedone, ma dopo lo scacco di cavallo il re deve togliersi, qui non può andare, qui non può restare perché c'è il cavallo, qui non può andare perché c'è il pedone, il re è costretto ad andare e dopo questa io direi che la partita è abbastanza finita. Quindi bisogna fare molta attenzione a quella spinta di pedone H3, motivo per cui il bianco non gioca H3 ma gioca re in H1. Il bianco non teme questo tipo di cattura, anzi spesso è una manovra difensiva perché il nero non può autoeliminare questo pedone e questo pedone del nero è la miglior difesa paradossalmente per il re del bianco. Quindi viene giocata come mossa alfiere in F8 non solo con l'idea di minacciare o di cambiare gli alfieri scuri, ma soprattutto di dare la possibilità alla torre di partecipare all'attacco. D6, mossa molto ma molto interessante. Ovviamente su una mossa di questo tipo, cavallo per D6, il bianco avrebbe avuto un ottimo gioco, attacchi vari, l'alfiere campochiaro prende spazio e insomma diventa interessante. Motivo per cui su D6 non cattura del pedone in D6 ma A per B6. Attenzione adesso perché bisogna fare molta attenzione, se si cattura di pedone c'è questo cambio e praticamente si perde il controllo su questo pedone che viene attaccato 3 volte ed è difeso solo 2 volte da parte del bianco. Perciò su A per B6 non cattura di pedone ma viene giocata alfiere G1. Può sembrare una mossa strana, ha il suo motivo di esistere, è una mossa assolutamente difensiva e l'alfiere tutto sommato non ha delle diagonali migliori. Cavallo H4, un cavallo insidioso, minaccioso, anche se non si capisce bene dove possa andare questo cavallo. Fin qui quindi diciamo mosse eccezionali di Nakamura non ne abbiamo viste, ma fra poco ne vedremo di belle. Torre 1, l'idea è quello di far spazio all'alfiere in F1, dopodiché il bianco veramente si considererà in una botte di ferro con i propri 2 alfieri che lo proteggono lì davanti, fantastico. Peccato che Nakamura non gli dà il tempo e gioca cavallo per G2. Cavallo per G2 è una mossa veramente eccezionale, bisogna fare parecchia attenzione, tra l'altro adesso questo cavallo minaccia anche la torre, quindi presumo che bisogna prendere dei provvedimenti. Vediamo che cosa accade se il bianco cattura questo cavallo e non viene giocata questa mossa in partita, ma su una cattura di questo tipo il nero ha diverse risorse, ha la possibilità di dare una mano per esempio in questo modo, oppure semplicemente H4 con l'idea di iniziare a scaraventare i propri pedoni contro. Insomma, è tutta da giocare anche qui. Perciò su cavallo per G2 il bianco gioca D per C7 con l'idea che, ok, tu mi catturi la torre, io ti catturo la donna e ovviamente sto molto meglio. E attenzione adesso, Nakamura lascerà la propria donna in presa per 6 lunghissimi e interminabili turni. Vogliamo vedere? Cavallo per E1, ovviamente, attenzione, su cavallo per E1 il bianco non può accettare di catturare la donna, tra l'altro con promozione, poiché segue lo scacco matto di pedone, bellissimo. Dunque, il bianco deve aspettare a catturare la donna e cattura il cavallo. A questo punto G2 gioca Nakamura, scacco e ancora una volta non si può catturare la donna perché il bianco è sotto scacco. Re per G2, unica mossa possibile. Ancora una volta la donna rimane sotto l'attacco del pedone, torre G7, scacco, re H1 e adesso questo alfiere che è rimasto a casa dall'inizio va in H3. Non si può ancora una volta catturare la donna, altrimenti si prende il matto di alfiere in G2, dunque alfiere F1. Sembra che tutte le risorse offensive,
del nero siano finite, ma Nakamura tira fuori dalla manica l'asso. Donna in D3, facendo e sfruttando il tema della deviazione. Ovviamente se questo alfiere cattura la donna c'è il matto che avevamo visto prima, e se questo alfiere viene deviato sulla cattura dell'alfiere segue il matto con donna F3, unica e ultima risorsa difensiva, dopodiché matto alla prossima. Fantastica, fantastica veramente. Donna D3, bisogna prendere dei provvedimenti. Il bianco gioca cavallo per E5, questo cavallo dà una mano alla difesa del pedone F3 e minaccia la donna. E adesso alfiere per F1, ancora una volta la donna viene lasciata in presa e ancora una volta non si può catturare perché c'è sempre il solito tema di matto. Perciò donna per F1 e adesso basta lasciare la donna in presa, donna per C3 e qui è interessante. Torre C1. Oh cacchio, torre C1 minaccia la donna, dietro c'è il pedone può essere supportato per andare a promozione e in effetti il bianco riesce ad andare a promozione. C8, regina, torre per C8, torre per C8 e qui dopo donna E6 il bianco abbandona. Perché? Perché se facciamo il calcolo il nero ha un cavallo in più e dopo che questa torre si dovrà togliere perché è sotto attacco della donna, per esempio torre C2, cattura due pedoni liberi, passati e che si possono sostenere a vicenda con un pezzo in più. Ovviamente la partita è finita. In più ci sono dei punti deboli all'interno dello schieramento del bianco che possono essere facilmente controllati. Insomma, la posizione del bianco è veramente disperata. Bene, spero che questa lunga interminabile partita fatta di donna in presa in infiniti turni ti sia piaciuta. Come al solito ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e noi ci vediamo domani sempre con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!